No al rigassificatore, un inutile abuso e una bomba sociale. Da ottobre al via con il progetto antierosione ad Eraclea. Il ritorno dei mafiosi scarcerati, 9 arresti già a Palermo. Inchiesta Xidi, l'ex capomafia Falzone dal 41 bis chiede che le sue intercettazioni con la Porcello vengano trascritte. Compie 30 anni, il carcere duro, ma in molti lo mettono in discussione. A Palma cerimonia di consegna dei premi Gattopardo d'Oro, presentata la 59esima edizione del convegno di studi pirandelliani. Appello per le donazioni di sangue, principale strumento salvavita, gruppo di ricercatori sviluppa nuovo test rapido per le infezioni nell'equipe messinesi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del rigassificatore di Porto Empedocle. Il movimento per la sostenibilità e la difesa del territorio spiega perché dal suo punto di vista la realizzazione dell'impianto sarebbe un inutile abuso ed una bomba sociale. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi la distribuzione di un volantino che spiega alla città perché no il rigassificatore. Ricordiamo che avete fondato anche un movimento culturale, un'associazione che si pone degli obiettivi precisi. Ecco, ma secondo lei, Alessio Lattuca, che è stato sempre per il no al rigassificatore, ecco, si farà, si può fare, c'è effettivamente una volontà da parte dell'ENI di fare il rigassificatore o dell'Enel, insomma della SNAM, di qualunque società nazionale? Allora, il tentativo di questi soggetti di fare il rigassificatore è evidente ed è chiaro. La dichiarazione di Starace, secondo il quale questo impianto costerebbe al pubblico denaro 1,5 miliardi, è un tentativo per, come sempre, è un pretesto per dire ai soggetti che dovrebbero accogliere un impianto così pericoloso: fatelo perché vi diamo in contropartita qualche cosa non vera. È falso quello che dichiara Starace, perché non è vero che costa 1,5 miliardi, ma siccome il gas è probabile che venga inserito nella tassonomia europea e quindi diventi green, si chiama di greenwashing, lo chiamano quelli che parlano bene l'inglese, non io certamente, è un'attività secondo la quale, siccome il gas servirebbe ancora per la transizione per qualche tempo, decidono di farlo entrare tra gli elementi green in Europa in modo tale che possano avere i contributi del PNRR, cioè il 70% di 1,5 miliardi farebbe 1,50 miliardi di contributi rispetto a un costo che loro hanno dichiarato essere di 600 milioni qualche tempo fa. Quindi dietro questa vicenda c'è una mezza truffa, parliamoci chiaro, una truffa alla buona fede degli agrigentini, i quali, secondo un principio di interesse, perché qua la disoccupazione la fa da padrona, potrebbero aspirare a qualche posto, cosa non vera neanche questa, per poter compensare tutte le questioni. Allora, il problema vero qual è? Loro lo vogliono fare perché hanno un interesse di carattere economico, sono delle persone avide. Speculativo, diciamolo chiaro, speculativo. È un'evidente speculazione sulla pelle degli agrigentini che dovrebbero, come sempre, avere, per un malinteso senso di sviluppo, avere un impianto così negativo, così pericoloso, per cui leggendo la locantina che abbiamo preparato e diciamo perché no al rigassificatore, diciamo c'è un racconto secondo il quale il rigassificatore sarebbe necessario per fronteggiare la crisi energetica. Non è vero, perché la crisi energetica è oggi. Il rigassificatore, atteso che lo possono fare, devono cominciare da capo perché tutte le autorizzazioni sono scadute, tutte, nessuna esclusa. Quella rilasciata nel 2006 dalla soprintendenza da Agrigento, allora era un soprintendente donna, quella del 2010 rilasciate da Pietro Meli alla SNAM per il gasdotto che dovrebbe attraversare la Valle dei Templi, un gasdotto di 14 km che dovrebbe attraversare tutto il territorio agrigentino e non solo, ma soprattutto la Valle dei Templi. Quindi immaginate un mega metanodotto di 2 metri di circonferenza, di diametro, che attraversa luoghi come Colimbetra, per esempio. Ma è pensabile una cosa del genere? Non è pura follia? Cioè, diciamo, i visitatori della valle che ne hanno descritto la bellezza si rivolgerebbero nella tomba sapendo questo. Allora, io mi chiedo se gli agrigentini sono disposti ad avere un rigassificatore che è un abuso, è una bomba sociale,
è nocivo per la salute, è pericoloso perché la direttiva Seveso prevede che i rigassificatori non si possono fare in luoghi antropizzati, vanno fatte lontano. Invece questo sarebbe a 500 metri da un asilo nido, è una follia. Per cui è illegittimo perché avrebbero dovuto chiedere la VAS e invece hanno chiesto solo la VIA, perché i luoghi antropizzati prevedono la VAS. Quindi, allora, a conclusione, perché il dibattito sarebbe lungo, a conclusione, cosa farete nell'immediato? Faremo una protesta amplissima, abbiamo tanti giovani che si sono avvicinati, il movimento che abbiamo creato è attrattivo per queste ragioni che ho spiegato, i giovani hanno una visione diversa dell'ambiente, sono giovani che in qualche modo seguono le vicende della Thunberg, di Greta, la famosa Greta, sono persone che hanno una sensibilità rispetto alla qualità della vita, all'ambiente e alla sostenibilità diversa dalla nostra generazione, per cui nella nostra generazione c'erano quelle ambientalisti, ora sono invece un ideale ben preciso, loro intendono lottare usque ad mortem. Inoltre noi faremo tutte le opposizioni del caso, come abbiamo fatto in 20 anni, opporremo in tutte le sedi le loro attività, qualsiasi cosa emetteranno noi la porremo chiaramente, senza nessun problema. Inizieranno il prossimo ottobre i lavori di recupero della spiaggia di Cattolica Eraclea, da decenni vittima di un grave fenomeno erosivo che ha divorato quasi 100 metri di spiaggia, come più volte segnalato e documentato dall'associazione ambientalista Maria Amico di Claudio Lombardo. Il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, spiega: adesso abbiamo tutte le autorizzazioni per il progetto contro l'erosione costiera ad Eracleamino. Non si può aprire adesso il cantiere perché nel periodo estivo non è possibile, ma posso garantire che il 1° ottobre inizieranno i lavori. Il cantiere prosegue, spiega, poteva essere aperto già a fine aprile, ma poi i lavori si sarebbero dovuti fermare a maggio perché nelle prescrizioni è indicato il periodo di maggio-settembre come quello della nidificazione delle tartarughe caretta-caretta. Da un punto di vista tecnico, l'intervento programmato dal commissario di governo per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce prevede la realizzazione di 3 pennelli costituiti da massi ciclopici e il ripascimento della spiaggia con la sabbia che sarà prelevata dal porticciolo turistico. Il ritorno dei mafiosi scarcerati. L'ultima indagine della squadra mobile smantella i vertici del mandamento mafioso della Noce. Nuovo blitz a Palermo, 9 in manette. I dettagli nel servizio. Ci hanno dato tutto un vero tipo. E ci hanno fatto fare che non hanno voluto, hai capito? Allora l'ha chiarato sempre, l'ha chiarato accomodato a fare un macello. Il pizzo come entrata per le casse dell'organizzazione, ma anche come forma di controllo nel territorio di competenza sulle attività economiche già aperte o quelle ancora da inaugurare. Con il blitz di questa notte la polizia di Palermo ha eseguito una ordinanza con cui il GIP ha disposto la misura cautelare del carcere per 8 indagati ritenuti a vario titolo responsabili di associazione mafiosa ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Finiscono in cella Giacomo Abbate, 32 anni, Salvatore Cinquemani, 42 anni, Angelo Di Stefano, 41, Benedetto Di Cara, 32enne, Guglielmo Ficarra, 63enne, Daniele Formisano, 46enne, Giovanni Giordano, 49enne, Vincenzo Landolina, 33enne e Carmelo Giancarlo Sedita, 47enne. Agli arresti domiciliari invece Francesco Scaglione, di 76 anni. Le indagini condotte dalla squadra mobile dal servizio centrale operativo nell'ambito dell'inchiesta denominata Intero Mandamento, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura, si sono concentrate sul mandamento Noce, Cruiglias e hanno permesso anche dopo l'operazione Padronanza del 2020 di raccogliere gravi elementi, si legge così nella nota, sui rispettivi ruoli e contributi nella organizzazione degli assetti della suddetta consorteria mafiosa. Durante l'attività avviata nel 2020 sarebbe emersa l'ascesa al vertice di colui che sarebbe ritenuto l'attuale capo dopo aver sofferto un lungo periodo di detenzione in carcere. L'affermazione dei 6 dita sarebbe stata garantita dai fratelli Lo Piccolo, che avrebbero puntato
su di lui quale capo dell'organizzazione. La sua storia criminale, proseguono ancora dalla questura, gli avrebbe permesso di riorganizzare e imporre nuove regole all'interno del mandamento attraverso riunioni che sarebbero state registrate dalla polizia giudiziaria, rese riservate dai partecipanti secondo un collaudato protocollo di riservatezza consistente nel fare lunghe passeggiate senza telefonino lungo le pubbliche vie con i vertici delle altre famiglie. In questa fase di riorganizzazione un altro degli indagati avrebbe assunto il controllo della cassa della famiglia, dove fare confluire i soldi delle estorsioni che sarebbero state ricostruite da investigatori ed inquirenti. Durante un vertice mafioso sarebbe stato rimproverato al capofamiglia della Noce, spiegano ancora dalla polizia, l'aumento di nuove attività commerciali che andavano sottoposte a un più incisivo controllo. Quest'ultimo si sarebbe impegnato a fare il possibile per riportare al territorio le relative attività economiche sotto il totale controllo, nonostante fosse conscio dei rischi connessi ad una sua sovraesposizione nella riscossione del cosiddetto pizzo. Capofamiglia per il quale tra l'altro sarebbe stata pure fatta un'eccezione, ovvero affidargli questo ruolo di rilievo nonostante avesse un fratello che in passato aveva fatto parte delle forze dell'ordine. Anche il furto di un'auto o in un'abitazione avrebbe ingenerato l'irritazione di Cosa Nostra, che tramite i suoi affiliati, così come emerso in corso di indagine, si sarebbe attivata per individuare gli autori ed evitare ulteriori episodi, come anche l'occupazione abusiva degli immobili sarebbe stata sottoposta all'autorizzazione mafiosa. Tra le vittime delle estorsioni ci sarebbero anche gli ambulanti e numerosi esercenti che sarebbero stati costretti a pagare il pizzo o a chiedere l'autorizzazione prima di avviare lavori. Ne sarebbe la dimostrazione l'autorizzazione, conclude ancora la nota pervenutaci, all'installazione di alcuni distributori a gettoni presso esercizi commerciali della zona. Nel corso di un episodio un commerciante sarebbe stato duramente rimproverato in quanto, nonostante il periodo di difficoltà economica, avrebbe osato rispondere in modo ritenuto oltraggioso all'emissario di Cosa Nostra. Con l'operazione di stamane, dichiara il questore di Palermo Leopoldo Laricchia, è stato disarticolato il mandamento mafioso della Noce, arrestando il presunto capo mandamento di Cruiglias, Malaspina, Noce, Altarello, capi e stretti collaboratori che avevano steso una rete intimidatoria sui quartieri, riscuotendo il pizzo da imprenditori di tutte le attività, anche le più piccole, gestendo le piazze di spaccio, indicando e autorizzando le stesse occupazioni abusive di immobili e naturalmente controllando lo spaccio in tutto il mandamento. Il boss Giuseppe Falzone, ex capo provinciale della mafia agrigentina, ha chiesto di prendere la parola e poter rilasciare dichiarazioni spontanee nel processo che si sta celebrando a suo carico insieme ad altre 8 persone in seguito alla maxi operazione dei carabinieri del Rosso denominata Axidi. Falzone è già condannato all'ergastolo e da oltre 10 anni in regime di 41 bis. Dopo il suo arresto a Marsiglia dal latitante, ha fatto una precisa richiesta ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Angela Vilma Mazzara. Vorrei che tutte le intercettazioni che mi riguardano venissero trascritte e così sarò assolto. Questo stralcio processuale con rito ordinario si sta celebrando ad Agrigento e vede imputate 9 persone, 20 invece a processo con rito abbreviato. L'indagine coordinata dai magistrati della DDA di Palermo, oltre ad aver fatto luce sulle dinamiche inerenti al mandamento mafioso di Canicattì, ha anche puntato un faro e sventato i componenti della nuova stidda che si sarebbe contrapposta alla famiglia di Cosa Nostra, ipotizzate una serie di estorsioni, in particolare nel settore delle mediazioni agricole. Un puntato della polizia penitenziaria è inoltre accusato di rivelazione di segreto d'ufficio aggravata perché avrebbe rivelato all'avvocato Porcello il trasferimento in un altro carcere del detenuto Giuseppe Puleri, presunto mafioso vicino nonché parente del boss ergastolano Giuseppe Falzone. Infine, 2 avvocati di Canicattì sono indagati di falso e procurata in osservanza di pena perché avrebbero, insieme alla collega Porcello, falsificato la data di spedizione di una raccomandata al fine di rimediare a un errore nella presentazione dell'atto di appello di una condanna nei confronti di un cliente della Porcello che era diventata definitiva. Ipotizzate anche una serie di estorsioni, in particolare nel settore delle mediazioni agricole. A 30 anni il 41 bis per i mafiosi. Il carcere duro fu esteso ai reati della criminalità organizzata dopo le stragi di Capaci, ma oggi sono in molti a metterlo in discussione. C'è il servizio.
L'attentato di Capaci del 23 maggio del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, provocò l'immediata reazione dello Stato. Nel giro di un paio di mesi fu estesa la possibilità di applicazione di quello che è noto come 41 bis, la norma dell'ordinamento penitenziario che regola il cosiddetto carcere duro anche ai detenuti per crimini di mafia. Nel tempo il 41 bis è stato al centro di accesi dibattiti, per molti è tuttora determinante nel contrasto alla criminalità organizzata, per altri invece è una norma di dubbia costituzionalità, in quanto rappresenterebbe un trattamento contrario al senso di umanità e che non tende alla rieducazione del condannato. L'8 giugno del 92, poco più di 2 settimane dopo l'attentato, venne approvato il decreto legge numero 306. La legge Martelli-Scotti introdusse una novità sostanziale. Da quel momento potevano essere sottoposti al 41 bis anche detenuti per reati di mafia. Per sottrarsi al 41 bis il mafioso poteva solo scegliere di diventare un pentito collaborando con la magistratura. Niccolò Amato, dal 1983 al 93 capo della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione Pena del Ministero della Giustizia, parlò di quel provvedimento in occasione del processo per l'omicidio del magistrato Paolo Borsellino. Con Martelli eravamo d'accordo sulla necessità di fermezza dello Stato di fronte alle stragi, per questo riattivammo le carceri di Pianosa e l'Asinara. Nel 2009 prese la forma che a oggi il 41 bis può essere applicato ai detenuti per 4 anni. Ci possono essere poi proroghe di 2 anni ciascuna. Il detenuto sottoposto alle restrizioni deve essere isolato dagli altri, dormire in una cella singola, non può accedere agli spazi comuni. Il carcere inoltre doveva cancellare una certa immagine diffusa tra gli anni 70 e gli anni 80, quando per esempio al carcere di Palermo era stato dato il soprannome di Grand Hotel Luciardone. Il detenuto Tommaso Buscetta, non ancora collaboratore di giustizia, era riuscito a ottenere che il matrimonio della figlia si svolgesse nella cappella del carcere con invitati e testimoni molto eleganti. Lo stesso Buscetta aveva raccontato che a Luciardone si organizzavano banchetti a base di aragoste e champagne. A Luciardone, la sera del 23 maggio, quando la televisione diede la notizia dell'attentato di Capaci, molti detenuti festeggiarono. Eppure negli anni molti detenuti hanno fatto ricorso contro il carcere duro, sono stati sollevati dubbi di costituzionalità, si è adottato per periodi molto lunghi. Al centro dell'attenzione, per esempio, gli ultimi mesi di vita del boss della camorra, Raffaele Cutolo, morto nel reparto per detenuti dell'ospedale di Parma. Pesava 40 kg, da circa un anno poteva vedere solo attraverso un metro la figlia. Al di là delle polemiche suscitate dai singoli casi, comunque le norme contenute nel 41 bis creano da anni 2 fronti contrapposti. Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, ha scritto che non vi è alcuna forma di violazione dello Stato di diritto, poiché da un lato offre la possibilità al condannato di uscire da quel regime iniziando a collaborare con la giustizia, e dall'altro ogni singola applicazione del carcere duro è sottoposta all'esame di un giudice in ossequio al principio di legalità e di giurisdizione. Di tutt'altro parere invece l'avvocato penalista Davide Steccanella. L'anno scorso Nino Di Matteo, magistrato antimafia, in una dichiarazione all'agenzia DN Cronos ha ammesso: il 41 bis resta uno strumento insostituibile per un contrasto veramente efficace alle mafie, deve essere applicato sempre nell'ottica però della prevenzione, non in quella della ulteriore afflizione del detenuto. Più di recente le discussioni sul 41 bis sono state in ultimo ravvivate da Carlo Renoldi, a capo del DAP e quindi delle carceri italiane. In una lettera scritta alla ministra della giustizia Marta Cartabia, Renoldi aveva specificato: non ho mai messo in dubbio neanche la necessità dell'istituto del 41 bis, essenziale nel contrasto della criminalità organizzata per recidere i legami tra il detenuto sottoposto a questo regime e il contesto delinquenziale di appartenenza. Credo ugualmente che in carcere sono sì presenti persone sottoposte al 41 bis, ma la stragrande maggioranza è composta da altri detenuti a cui vanno garantite carceri dignitose.
I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato un 33enne del posto, Giuseppe Vitali, per i reati di lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti lo hanno fermato vicino ad alcune abitazioni che poco prima erano state svaligiate. Una successiva perquisizione ha dato esito positivo, con parte delle rifurtive ritrovata nella disponibilità del licatese. Nel momento in cui erano in corso accertamenti, il 33enne sarebbe andato in escandescenza aggredendo 3 poliziotti. Questi ultimi hanno riportato ferite lievi. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Grandi nomi del cinema italiano ai piedi della suggestiva scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro, che ha ospitato la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Gattopardo d'Oro, un tributo alla sicilianità nel cinema e nel teatro. C'è il servizio. Positivo il riscontro ricevuto dal pubblico a Palma di Montechiaro alla manifestazione che si è svolta presso il Palazzo Ducale, che ai piedi della scalinata della Chiesa Madre. Tanta la gente presente, nonostante sia stata una giornata settimanale, ha voluto assistere alla consegna dei premi del Gattopardo d'Oro assegnati ai bravi attori e meritevoli come Nino Frassica, Intramontabile, Cesare Bocci, volto noto nella Fictio di Montalbano nelle vesti del vicecommissario Mimì Augello, Francesco Benigno, attore e regista, chi non lo ricorda nel film Mary per sempre, e Miriam Rizzo, emergente regista siciliana di Palermo che collabora con la produzione di Daniele Cipri. L'evento è stato organizzato dal Comune di Palma di Montechiaro, dall'istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Letizia Pace, dalla DMO di Agrigento, la direzione artistica affidata al regista agrigentino Marco Gallo. Prima della consegna dei premi del Gattopardo d'Oro c'è stato un altro evento importante in città che ha visto l'inaugurazione del Cineteatro Chiaramonte, ridonato alla città dopo anni di chiusura, e che l'amministrazione comunale del sindaco Castellino è riuscita a rimettere in piedi, totalmente rifatto, con un look decisamente più moderno e al passo con i tempi. Siamo emozionati, siamo felicissimi, ringraziamo tutte le autorità civili e militari che sono qui presenti, ringraziamo anche il signor Questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, Sua Eccellenza il Prefetto, per la loro sempre vicinanza, e il popolo di Palma che oggi può festeggiare e riabbracciare una infrastruttura culturale che aveva perduto per diversi lustri e che finalmente torna alla città. Siamo orgogliosi di aver annodato anche questo filo con la storia in un percorso di rinascimento che ormai credo sia davvero inarrestabile. Poi c'è l'evento importante oggi a Palma, Gattopardo d'Oro. L'istituzione Tomasi, presieduta dalla presidente Letizia Pace, che ha un legame filiale perché il papà diresse per diversi lustri questo cinema, oggi organizza il Gattopardo d'Oro e ci sposteremo appunto per assistere a questo meraviglioso momento di cultura, di teatro, di cinema, che concluderà una serata magnifica dedicata appunto a quella che è la cultura nell'aspetto più nobile. La riapertura di questo cinema per noi è davvero un traguardo. Per tanti anni è rimasto inutilizzato nostro malgrado e noi finalmente siamo riusciti oggi ad inaugurarlo. Il cinema è aggregazione, è il punto di riferimento culturale, quindi questo è mancato, tutto ciò è mancato alla comunità palmese, grandi e piccoli, perché tutti sogniamo la magica sala cinematografica. Ci è mancato tanto e oggi siamo felici di poterlo restituire alla comunità palmese. Sono contenta di aver realizzato questo premio, il Gattopardo d'Oro, con attori importanti del cinema e della televisione, conosciuti al pubblico e di fama nazionale sicuramente. Il Gattopardo d'Oro, d'altronde, la fonte di ispirazione di questo premio è lo scrittore, il nostro scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da cui poi è autore del Gattopardo, da cui Luchino Visconti ha tratto il celebre film. Per noi significa tanto perché il nostro paese, finalmente Palma di Montechiaro, sarà visto per cose belle. Che valenza assume questo premio, Nino, qui nella città del Gattopardo? È un premio che significa, è sinonimo di arte. Gattopardo è il film più importante mai girato,
non solo in Sicilia ma forse nel mondo, per cui è un piacere ricevere questo premio. Lei è conosciuto a livello nazionale e oltre, cosa rappresenta la Oltre, Sicilia no. per lei? Le mie narici, il ritorno a casa, e quindi è sempre un piacere, quindi è come prendere due piccioni con una fava, venire in un posto bellissimo e poi stare nel posto dove mi trovo bene. È impegnato in questi giorni a Palermo, tra l'altro Sì. con la sua band. Sì, sì, ecco, un viaggio lungo, ma fatto credo con piacere. Lungo uguale, per venire qua? No, ma io sono abituato a viaggi ben più lunghi, quindi una passeggiata, poi c'è sempre da vedere, è un viaggio piacevole. Sì, sono a Palermo per 2 settimane, finiamo sabato prossimo. Qual è il suo successo da un punto di vista artistico? Lei è sempre giovane. Il concorrente ha ok, il prezzo è giusto e ho vinto come concorrente, quella è la cosa più importante televisiva. Però riesce sempre a rinnovarsi e a offrire sempre dei personaggi da schermo importante. No, non è vero. No, io sono ripetitivo e faccio sempre lo stesso personaggio perché voglio così lanciare uno stile, quindi mi piace più, tendo più a ripetermi che a cambiare personaggi. Non sono un virtuoso come quelli che fanno 100.000 personaggi. Io faccio sempre lo stesso e cerco di avvicinarmi alla maschera come Troisi che fa sempre Troisi, come Benigni che fa Benigni, come Totò che fa Totò, quindi cercare di appartenere a quel tipo di scuola. Che effetto fa questo premio qui a Palma di Montechiaro? Un premio importante. Gigante, insomma, ricevere un premio. Poi paradossalmente io ho avuto il piacere di ricevere nella mia modesta carriera dei buoni riconoscimenti, ma in Sicilia poche cose, stranamente, c'è il Nemo Profeta in Patria, eccetera, eccetera. Quindi quando mi hanno chiamato per questo premio, io avevo preso tanti anni fa le Febbo d'Oro, che voi conoscete bene, insomma, quindi un premio che purtroppo avete fatto andare a Palermo, era qui, era nato qui ed era un premio molto bello. Abbiamo vinto anche con Meri per sempre nell'89 le Febbo d'Oro. Quindi quando mi hanno contattato sono stato molto contento. Tenete presente che io ieri debuttavo a teatro a Siracusa, insomma, dopo 1 mese e mezzo di prove, stanchi, morti, però insomma, ci siamo veramente presi delle soddisfazioni a Siracusa, siamo venuti qua con uno spirito ancora più forte, sì. Grazie insomma a tutta la città, a Marco che mi ha voluto, poi l'Agrigentino io lo amo, io ci ho fatto un film proprio a Villaggio Mosè, alla Casa Amica, che voi conoscete, che purtroppo mi è giunta voce che è stata chiusa. Meri per sempre è stato il riscatto per me principalmente e soprattutto la svolta della mia vita, perché magari chi lo sa se ce l'avrei fatta, non lo so. Io so solo che quel film mi ha salvato, poi tutto il resto conta poco. Insomma. Sì, appunto, ho lavorato 2 mesi intensi per questo spettacolo teatrale, la mia prima opera come regista teatrale e come attore. Mi ha tolto tante energie, sono dimagrito, mi sono veramente fisicamente asciugato, che fa bene un po' di dieta, insomma. E ieri finalmente abbiamo debuttato a Siracusa, al Teatro Vasquez. Devo dire il pubblico, quello che è venuto, perché insomma non sono manco abituati a vedere teatro lì, però c'era, la gente c'era. Io sono stata una spettatrice in questo caso e devo dire che è stato uno spettacolo davvero bello, toccante, ricco sia di ironia per alleggerire un po' il movimento dello spettacolo, ma poi dritto con un messaggio forte verso il cuore. Sì, perché la tematica è il trentennale delle stragi, io raccontavo tutto ciò che purtroppo nessuno racconta. Lo stato d'animo del sopravvissuto, dei pochi sopravvissuti, perché noi ricordiamo sempre i nostri grandi magistrati, Falcone, Borsellino, gli uomini che ci hanno lasciato purtroppo,
però i sopravvissuti che non vengono mai invitati, insomma, le difficoltà nelle mura domestiche, con le mogli, con le famiglie, con gli amici, gli incubi, uno spettacolo veramente, ve lo dico con la massima umiltà del mondo, bellissimo, che spero di portare in giro per tutta la Sicilia. Anche qui infatti ad Agrigento. Di portare in giro per tutta la Sicilia. Ieri quando l'hanno visto già 3 date le ho chiuse perché è talmente bello che subito vogliono che io gli firmi l'accordo. Allora, Cesare, cosa rappresenta questo premio a Palma di Montechiaro, città del Gattopardo? L'hai già detto tu, rappresenta tanto perché qui si è fatta un pezzo della storia del cinema, perciò ricevere un premio del genere per un attore è un grandissimo onore. Il paese è bellissimo, voglio dire, la scalinata dove riceveremo il premio con la cattedrale dietro è una cosa che ti lascia senza fiato, perciò adesso reggeremo l'emozione nel momento in cui ci chiameranno sul palco. Cosa rappresenta per te la Sicilia? La Sicilia per me ha rappresentato il battesimo del mio lavoro perché ho debuttato nel 1982 vicino Trapani e poi sempre in quell'anno lì, l'estate dell'83, invece sono stato qua vicino, a Cave di Cusa, per 22 anni, Montalbano. Tu hai raccontato di aver fatto commuovere il maestro Camilleri. Sì, quello è uno dei complimenti che mi porto dietro, a cui tengo di più. Una sera avevamo mandato una puntata molto toccante sul traffico di organi, dove erano coinvolti dei bambini. E il giorno dopo abbiamo fatto questo pranzo con il maestro e quando è arrivato io sono andato da lui e ho detto: maestro, sono Mimì. Ha detto: lo so chi sei, tu ieri sera hai fatto piangere me e mia moglie. E mi diede un buffettone qua. Per me è stata veramente una cosa straordinaria. Tantissimo, mi vengono i brividi solo a dirlo, perché mia mamma è di origini agrigentine, cioè è nata a Licata e quindi una parte di me appartiene a questo posto che è bellissimo. Sono veramente felice di riceverlo in Sicilia perché ne ho ricevuti tanti ultimamente per gli ultimi lavori che ho fatto, e riceverlo qui è come un riconoscimento da parte delle mie origini, e quindi sono veramente emozionata di stare qui stasera. Come ti definisci? Che regista ti definisci? Mi definisco in fase di crescita continua, quindi di elaborazione di nuove sensazioni, nuove immagini, alla ricerca continua di qualcosa da raccontare, di importante, di profondo, di interiore, quindi è una continua evoluzione. La collaborazione con Daniele Cipri? C'è da tantissimi anni, scriviamo tutto insieme, adesso stiamo lavorando sul suo prossimo film che gireremo in Sicilia. Speriamo che le autorità siciliane stavolta ci vengano incontro perché negli ultimi film non è stato possibile, invece anziché andare in Puglia, che comunque è una regione meravigliosa, speriamo stavolta di raccontare la Sicilia in Sicilia. Cosa racconterete? Ci anticipi qualcosa magari? È una storia familiare, anche questa, come la penultima. Stavolta parla di un amore profondo tra un padre e un figlio, un'evoluzione interiore di un rapporto familiare. La DMO è orgogliosa di essere partner di questa manifestazione importantissima, è una grandissima opportunità di crescita culturale per un territorio meraviglioso e per una cittadina come Palma di Montechiaro che già ha vissuto un percorso in continua ascesa. Mi piace ricordare la Biennale, la mostra dell'Arazzo di Raffaello, le celebrazioni per Odierna e oggi questo. E Palma di Montechiaro sta crescendo a grandi ritmi, è meravigliosa, sicuramente merita questi successi e quindi la DMO è orgogliosa di essere presente e continuerà a sostenere questo territorio stupendo, senza parole. Marco Gallo, possiamo parlare veramente di grande successo della serata Premio Gattopardo d'Oro? Sì, sono veramente emozionato perché è stata una serata bellissima, vedere un martedì sera una scalinata, quella della Chiesa Madre di Palma, così piena di persone, è una grande emozione, una grande gioia dopo 2 anni di pandemia, con grandi ospiti, il pubblico si è divertito. Penso che sia un gran bell'inizio questo, un nuovo percorso
per il premio Gattopardo e sono veramente fiero di quello che abbiamo fatto. Il pubblico, ripeto, ha reagito molto bene e speriamo di poter fare ancora grandi cose con il Comune di Palma e questo ci apre la strada anche verso il Festival del Cinema di quest'estate ad Agrigento. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Conferenza stampa di presentazione del 59° convegno internazionale di studi pirandelliani oggi al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento. Arturo Cantella. Professore, allora si pensa già al futuro, si sta già fattivamente organizzando il 59° convegno di studi pirandelliani, addirittura con uno spunto sul 60° che prevederà un'edizione un po' più particolare. Il convegno si svolgerà all'Isola delle Femmine, non ad Agrigento, in quanto c'è stata una maggiore accoglienza. Ecco, ma ci spieghi meglio la motivazione? Beh sì, noi non avendo avuto nessun aiuto, nessun contributo da parte degli enti locali agrigentini, siamo dovuti per forza andare via, ma per una ragione molto semplice, perché noi andando a Isola delle Femmine risparmiamo tanti soldi, perché lì l'aeroporto è vicino e quindi poca spesa per i trasporti. Questo centro congresso fornisce tutto, dalla pulizia all'assistenza sanitaria, all'amplificazione, cioè tutte quelle spese logistiche di cui si avvale un convegno e per noi sono soldi risparmiati. Se dovessimo fare, o quando abbiamo fatto il convegno ad Agrigento, noi dobbiamo mettere in conto per esempio i vigili del fuoco, la pulizia, l'assistenza sanitaria e soprattutto i trasporti che incidono moltissimo, perché mentre le scuole vengono a spese proprie fino all'aeroporto, cioè si pagano viaggio, si pagano gli alberghi e spendono qua, però noi li dobbiamo assicurare il transfer dagli aeroporti, o da Palermo o da Catania prevalentemente, e quindi sono tutte spese che noi senza un sostanziale sostegno non possiamo assolutamente accollarci, non possiamo assolutamente sostenere. Quindi questa è tutto sommato la ragione. Pensiamo ora, diciamo fattivamente, quale sarà l'idea dominante di studio ovviamente del 59° convegno, che ricordiamo anche le date, professore. Sì, allora il 59° convegno si intitola Le novelle di Pirandello raccolte, cioè intende affrontare lo studio delle singole raccolte pirandelliane. E per affrontare in maniera completa questo studio lo abbiamo bienniato. Abbiamo il 59° convegno, ma anche il 60° convegno, perché tutte le 251 novelle di Pirandello sono raccolte in 15 veramente rapporti. Il convegno si terrà a Isola delle Femmine presso il centro congressi dell'hotel Saracen, nelle date dal 5 al 10 di dicembre. Il 5 è previsto l'arrivo dei convegnisti, il 10 la partenza, il resto delle giornate comprendono 3 giorni di sessioni convegnistiche e un giorno dedicato alla gita, ma il convegno è anche arricchito da altre manifestazioni che vedono gli protagonisti, gli alunni con i loro elaborati, perché quella degli alunni è una presenza attiva. Gli alunni hanno studiato un anno per poter fare il cortometraggio, per poter stendere la tesina, per poter fare la scrittura creativa. Quindi è un convegno dinamico sotto tutti i punti di vista, anche perché i professori che vengono con le loro relazioni sono professori illustri, i più illustri della critica pirandelliana di tutto il mondo. Quindi abbiamo grandi menti delle università italiane, ma anche grandi menti delle università straniere, dalla Spagna alla Francia, agli Stati Uniti, alla Germania e financo alla Corea del Sud, da Seoul. Ecco, lei diceva che c'è stato un ampio riscontro relativamente proprio agli atti del convegno, che sono, diciamo, importantissimi, perché resta una traccia di ciò che è stato lo studio dell'opera realizzata da Pirandello. Certo, l'ho detto,
e lo confermo, noi abbiamo la bellezza di 78 pubblicazioni. Gli ultimi sono quelli relativi ai 6 personaggi in cerca d'autore, un libro di atti che ha avuto la bellezza di 5 recensioni e una addirittura in una rivista letteraria spagnola, e un'altra ne uscirà a dicembre, ma noi già siamo con la stampa, ai primi di giugno uscirà il volume degli atti dedicato alle novelle di Pirandello, quindi gli studenti, le scuole, ma tutti, anche qualsiasi studioso di Pirandello può trovare questo libro degli atti ed arricchire la propria conoscenza. Questo è il bello ma anche il grande del nostro convegno, che tutto quello che facciamo, al di là di quello che noi possiamo seminare negli studenti, nei quali resta Pirandello veramente, abbiamo gli atti, cioè abbiamo questa testimonianza concreta, e lo devo dire, in un libro di testo pubblicato dalla SEI di un'antologia di letteratura italiana, una pagina è dedicata al convegno di studi pirandelliani per questa sua meritoria opera di coinvolgimento degli studenti della scuola media superiore. Lo potete vedere tutti, lo possono vedere tutti in Italia. Chi magari nelle scuole adotta questo libro della SEI, che non nemmeno ricordo il titolo, però c'è una pagina dedicata al convegno nazionale di studi pirandelliani. Con l'approssimarsi della stagione estiva, quando si registra statisticamente una riduzione delle donazioni di sangue con conseguente riduzione delle scorte ematiche nelle strutture siciliane, il commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia, lancia un appello alle donazioni, fornendo lui per primo il buon esempio, sottoponendosi ad una trasfusione. Zappia afferma: invito tutti i donatori e quanti sentono il desiderio di dare il proprio contributo a compiere un gesto semplice ma di grande valenza ed altruismo. Il fabbisogno di sangue è alto e costante, poiché sono tanti i pazienti sottoposti a interventi chirurgici, i talassemici e i malati oncologici, per i quali la trasfusione ematica rappresenta il principale strumento salvavita. La donazione comporta un indubbio vantaggio anche per il donatore, al quale alcuni giorni dopo il prelievo viene rilasciato l'esito complessivo degli esami del sangue compiuti. Un team di ricercatori dell'Università di Messina e Bologna ha sviluppato una nuova tecnologia per il test molecolare rapido per le infezioni, anche per Covid-19. Vediamo. Una nuova tecnologia per il test molecolare rapido per le infezioni è stata sviluppata da un team di ricercatori congiunto, coordinato dalla professoressa Sabrina Conoci, ordinario di fisica dell'Università di Messina, e dai professori Luca Prodi e Giovanni Valenti dell'Università di Bologna, che hanno messo a punto un nuovo metodo capace di effettuare l'identificazione molecolare di virus e batteri, ossia del loro DNA o RNA, in modo rapido, affidabile e a basso costo, senza la necessità di recarsi in un laboratorio di analisi, dove attualmente tali test devono essere necessariamente effettuati. Tale scoperta tecnologica apre una nuova era per la diagnostica molecolare, che potrà finalmente essere alla portata di tutti. Sì, è una scoperta congiunta fatta insieme all'Università di Bologna, che consente la rilevazione molecolare di genomi di patogeni, quindi virus, batteri, in modo rapido con l'affidabilità molecolare, quindi siamo in grado di identificare esattamente la presenza del genoma RNA o DNA dei patogeni senza dover passare dal laboratorio. Quindi è una tecnologia che consentirà test molecolari rapidi da effettuare, diciamo, in ambienti decentralizzati, quindi a casa o presso gli studi medici, non sicuramente nei laboratori. Una delle possibili applicazioni è anche questa, cioè nel momento in cui per esempio un bambino ha la febbre, oggi sappiamo bene che si aspetta qualche giorno e poi si dà l'antibiotico, invece grazie alla presenza di questa tecnologia sarà possibile subito fare un test rapido e capire se l'infezione è dovuta a un virus oppure a un batterio, quindi decidere subito il trattamento terapeutico con antibiotico o no. Volevo aggiungere anche che è una tecnologia che noi
abbiamo brevettato come 2 università, quindi è patentata e proprietaria, quindi è una biotecnologia proprietaria, Università di Messina e Università di Bologna. Questo perché cerchiamo come università, diciamo, di intercettare il nuovo trend, no? La nuova visione che c'è della ricerca, che è quella che va verso il trasferimento tecnologico, quindi abbiamo preferito non pubblicare subito ma brevettare e insomma ora siamo pronti a scrivere i paper scientifici. Certamente l'aver collaborato con un'università prestigiosa come Bologna ci consente di avere certamente messo a frutto una sinergia molto importante. Questo rappresenta un passo in avanti per quella che è la diagnostica. Non dimentichiamoci, in questo momento la diagnostica sul Covid ha già fatto importanti passi in avanti, perché se oggi il test rapido viene fatto in tutte le farmacie è segno di un mondo che va avanti. Il fatto che si abbia pensata la possibilità di ampliarlo a altre forme di invenzioni certamente è un'idea fondamentale. Quello che più mi orgoglisce è la collaborazione tra colleghi, tra istituzioni, che un po' è un punto di partenza di quello che è stata la nostra volontà di fare ricerca, e per chi fa ricerca è nota la volontà di collaborare. Quindi complimenti a chi ha portato avanti questa iniziativa, complimenti all'Università di Bologna, e anche noi esserci in questo rapporto sinergico è molto importante. Calcio, in occasione della semifinale play-off Akragas-Isernia, in programma domenica prossima, 29 maggio, la società, in collaborazione con il comune di Agrigento, apre le porte della gradinata ai più giovani, ingresso gratis per gli studenti di elementari e medie e agli iscritti a scuola calcio. Impazza invece la polemica sugli accrediti. Vediamo. Presidente, cresce l'attesa per la gara di domenica Akragas Città di Isernia allo Stadio Salento di Agrigento, ma cresce il numero di richiesta di entrate di favore allo Stadio Salento, ovvero di accrediti. Come stanno le cose? Ma sostanzialmente al nostro insediamento io ho detto che l'Akragas doveva essere una squadra azienda, cioè doveva fare profitti per poter, diciamo così, almeno per una parte compensare quelli che erano gli esborsi che avremmo avuto nel corso del campionato. Lo sbigliettamento insieme alle sponsorizzazioni sono le 2 voci dell'attività di una società. Quindi lo sbigliettamento è una cosa importante per una società. Inizialmente abbiamo visto che le richieste di accrediti sono stati fisiologicamente tantissimi ed ora si è arrivata all'esagerazione. Per cui ho riunito un po' il consiglio d'amministrazione e siamo arrivati alla determinazione di vietare assolutamente tutti gli accrediti. Gli accrediti che saranno consentiti saranno solamente i familiari dei giocatori, i tesserati dell'Akragas, poi riconosceremo 2 accrediti per ogni società che ce lo chiedesse. L'importante è che gli accrediti della società arrivassero entro le 19 del giorno prima, cioè di sabato. Quindi in estrema sintesi abbiamo sospeso tutti gli accrediti, anzi nell'occasione lancio proprio un grido di dolore a tutti i quali vorrebbero chiedere l'accredito di evitare, per non mettere in imbarazzo né il presidente e neanche i soci, perché è una determinazione del consiglio di amministrazione in tutta la sua interezza. E per concludere dico anche un'altra cosa: laddove ci fosse qualche esigenza di qualche persona che non ha le condizioni economiche per comprare il biglietto, noi soci stiamo tassandoci personalmente e faremo un fondo cassa per acquistare noi con il nostro fondo cassa i biglietti a coloro i quali sono meno abbienti e ne avessero la necessità di comprarlo. Per cui siamo disponibili ad un gesto di solidarietà verso tutti coloro i quali non fossero nelle condizioni economiche di poter comprare il biglietto, perché l'Akragas è la squadra della città e tutti devono avere la possibilità di seguirla e di vederla.
Eccoci alla fase più importante della stagione, gli spareggi nazionali per la promozione in Serie D. Domenica l'Akragas affronta in semifinale, gara di andata all'Esseneto, il Città di Isernia, squadra che tu hai visto all'Opera domenica scorsa nella finale regionale del Molise contro l'Olimpia Agnonese. Partiamo dall'avversario, l'Isernia. Che squadra è? Squadra di livello, squadra costruita per vincere il campionato. A dicembre hanno cambiato molto, hanno preso dei giocatori importanti, compreso l'allenatore. Non sono riusciti a vincere il campionato, però li ho visti da vicino, avevo visto già qualche immagine. Una squadra che è stata allestita per fare un campionato importante, una squadra che come l'Akragas c'ha un blasone dei precedenti, nei professionisti, quindi sarà un avversario tosto, un avversario chiaramente di valore. Si affrontano a mio parere due squadre dello stesso livello, lasciamo perdere i campionati, il nostro e il loro, quello conta poco, conta soltanto il livello della squadra. Quali errori non dovrà commettere l'Akragas nel match di andata? Diciamo che non dovrà commettere l'errore di avere frenesia, anche perché bisogna guardare questa competizione nell'ottica dei 180 minuti. È chiaro che dobbiamo ottimizzare al massimo la gara d'andata, grazie al nostro stato fisico, grazie al nostro pubblico, però chiaramente da squadra intelligente che siamo dobbiamo capire che la partita non si chiude qua, ma si chiuderà nell'ottica dei 180 minuti. Come la state preparando questa partita? Come procede la marcia di avvicinamento al match di domenica? Ho detto alla squadra che deve essere una settimana normale, dobbiamo fare tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno senza cambiare nulla, anche perché penso che fondamentalmente l'importanza della gara la conosciamo un po' tutti. Dobbiamo preparare con serenità questa partita, affrontarla con la giusta mentalità, con la giusta applicazione. Dobbiamo essere ancora più applicati rispetto alla partita precedente, anche se la squadra mi ha dato sempre grande soddisfazione sotto l'aspetto proprio dell'applicazione dell'agonismo in gara. Mentalmente e fisicamente come sta la tua Akragas? Stiamo bene, non aspettiamo altro che affrontare questa competizione che ci può permettere di portare l'Akragas dove merita, quantomeno nel campionato semiprofessionistico. La squadra è in fiducia, la squadra sa benissimo che si sta giocando una porzione importante di presente e futuro. C'è attesa anche tra i tifosi, domenica è previsto il pubblico delle grandi occasioni, una arma in più per la squadra bianco-azzurra? Più che un'arma in più credo che sia e sarà quel giocatore che inciderà sul passaggio del turno meno. E so che avremo un grande pubblico qua e so che avremo anche un pubblico ottimo nella gara del ritorno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.